E dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Grazie alla collega Anastasi, buonasera a tutti dalla redazione Alto Adriatico. Allora andiamo subito a presentare l'ospite di oggi, Igor Visentin, che è appunto presidente della conferenza dei sindaci del Veneto orientale. Con lui parleremo insomma di tematiche amministrative anche relativamente poi al problema dei rifugiati. Ed infatti spostiamoci invece a parlare del tema dei rifugiati. Allora, polemica rovente naturalmente a Padova. La situazione nel Veneto orientale certamente è ben diversa, però in effetti l'arrivo anche di numeri massicci, consistenti appunto di rifugiati, in particolare dopo la guerra in Libia, insomma interpella anche questa parte della regione. Sì, mi pare piuttosto chiara la scelta della Regione. La Regione ha detto chiaramente alla Prefettura, soprattutto quella veneziana per quel che ci riguarda, di risolvere il problema dei rifugiati, e mi sembra che la scelta fosse quella di mandare numeri contenuti su ogni comune. La mia posizione personale è molto semplice: ritengo che la fase acuta debba chiamare gli amministratori a una risoluzione del problema, cioè queste persone arrivano da una zona di guerra e vanno aiutate, così come quando gli italiani nel periodo della guerra e del dopoguerra hanno a loro volta avuto bisogno di un aiuto. Ecco, credo che ci debba essere una solidarietà trasversale per superare il momento della crisi, il momento acuto. Poi evidentemente l'Italia e il nostro territorio non possono essere in grado, non perché non vogliono, ma non sono proprio in grado in questo momento, di fronte alla crisi economica, di far fronte all'ondata. E per quanto riguarda la situazione poi acuta, evidentemente io credo che sia necessario che gli enti superiori, provincia e regione, insieme col prefetto, facciano delle scelte coraggiose di individuazione di siti che siano idonei ad accogliere numeri importanti. L'invio anche di 10 persone, di 5 persone, 6 persone, in realtà come i paesi più piccoli del Veneto orientale, che in questo momento non hanno strutture dove accogliere, creerebbero comunque un problema su un problema. Per cui da questo punto di vista credo che sia necessario avere una politica intelligente che faccia riferimento a quelle strutture che sono in disuso, che possono essere recuperate, che possono essere utilizzate. Parlo di colonie, parlo di caserme che siano in disuso e che debbano essere in qualche modo occupate solo per una fase acuta, al fine poi di evitare le ghettizzazioni che ne nascerebbero di conseguenza, dando vita poi a situazioni tipo quella di Padova. Ecco, poi però... Perché il suo è un punto di vista forse un po', diciamo, dissonante da molti che hanno detto bisogna ripartire sul territorio, i piccoli numeri, invece lei dice sarebbe meglio in qualche modo concentrare in alcune strutture appunto anche numeri maggiori. Sì, ma non è tanto un problema di numeri, secondo me, è un problema di individuare quei comuni che sono in grado di accogliere, perché un comune piccolo, anche se il numero è piccolo ma non è in grado di farvi fronte, evidentemente non sa come risolvere il problema. Esempio nel Veneto orientale, il comune di Promaggiore, qualora in questo momento a Promaggiore, che è di 4.700 abitanti, venissero mandate anche 10 rifugiati, o fa riferimento alla solidarietà delle persone, dei cittadini promaggioresi, o da un punto di vista pubblico non avrebbe strutture dove poter accogliere queste persone. Quindi, un comune che invece ne potrebbe avere così? Posso pensare al comune di Concordia Sagittaria, laddove c'è una base dell'aeronautica che è in disuso e che quindi potrebbe essere utilizzata, per fare un esempio, ma non certamente, certo. Non è che voglio mandare il problema al collega di Concordia, voglio dire, facciamo una politica di individuazione di siti e di comuni che siano attrezzati per 10, per 100 o per 1000, ma che siano attrezzati, non invece dividere per numeri piccoli per far finta che così a tutti un po' evidentemente il problema non sussiste. Bene, io ringrazio il nostro ospite.